Razia, che in effetti forse non ho ancora nemmeno sudato, mentre qui c'è un'altra bomba, questa volta parte dal braccio di Marinela Panayotova sulla linea Baiko. Da qui non sembrava, poi Jogap cade e rete di Prela. Ha assunto il ruolo di regista, poi pallonetto di Marinela Panayotova verso Tanic. Tanic sfida la difesa, fa bene perché va in rete. Vede bene il mezzo corona con Panayotova che si becca anche una gomitata. Si alza il braccio del passivo, però basta un solo passaggio con Arubi che va al tiro per l'8-4 che riporta a 4 le reti di distanza. Diremo se Baiko questa volta sarà più fortunata. Alla mano di Martina Brocca. Attenzione, probabilmente voi sentirete anche le trombette di tamburi che in questo momento stanno creando una in vantaggio. Occhio a Ciandali che si gira verso Conte, parata di Brock che tiro al gol, incrementare il vantaggio che adesso diventa di Sereti perché segna, che te lo dico a fa ancora una volta, Giulia Conte. Già tutto assegnato tranne il quarto posto, quello utile alla semifinale su 10. Altra rete di Prela, Altna Reifer recupera però il Padova. Rubi serve Prela, c'è anche Ivana Jogap, preferisce però servire Bozza. Bozza trova la rete, poi Panayotova, parata a mezzo corona. Il Padova deve giocare col tempo, gioca soprattutto Tanic. Reifer si deve fermare, arriva Conte, mamma mia, qui Conte per Borrini che vede Jogap, il palo, poi Prela, solo Reifer. Tanic, ancora Tanic, Prela che va da Tanic, vedremo se andrà lei al tiro, trova il pertugio, 20-19, una mano, si alza anche Jogap, Conte! Bargrove che poi recupera la posizione, Prela va da Borrini, lo spazio non è tanto ma basta Borrini a mezzo corona, entrambe le formazioni. Borrini, rete, la finta, la parata di Napulele, la recupera Ciandali che poi viene fermata. Prela recupera Razzica che vede Conte dal 24, passano le speranze di questo mezz'ora, ancora Napulele, incredibile, insuperabile. Prela vede Borrini, è sempre lei, 24-22, cingersi qui, Reifer rischia la frittata, recupera Panayotova, c'è Conte avanza, serve Baiko, il tiro rete, 23-24, rimane vivo il mezzo corona, rimane a terra Conte, colpita anch'essa al volto, terino rosso per Borrini, decisivo il primo passaggio è andato. Tanic cerca il posto, Tanic, rete, si chiude la partita. Padova va sul +2, mancano 30 secondi. Ha fatto di tutto per agevolarle però. Sciupani in attacco qui, Pilati ha tentato il tiro, ha colpito però il muro. Esulta il Padova, arriva adesso la sirena. Padova batte mezzo corona a domicilio 25-23. Chiude in nona posizione con 10 punti.